Il semaforo rosso a Padova, l'allerta arancio a Treviso per la qualità dell'aria. Dopo l'ultimo bollettino ARPAV, la presenza di PM10 si conferma ancora alta in molte città del Veneto, complice anche la scarsità di precipitazioni. A Padova l'amministrazione comunale aveva già deciso di non fare il falò tradizionale dell'Epifania in Prato della Valle, scegliendo invece un evento green. A Treviso città invece è arrivata nelle scorse ore la conferma che i panevin sono stati cancellati proprio in seguito all'ennesimo bollettino dell'aria sfavorevole. Ma se le città capoluogo si adeguano ad una scelta ecologista evitando pire e roghi, sono invece i tanti piccoli comuni a non rinunciare ai falò della Befana. Nel Padovano il caso più eclatante è quello di Montagnana, con ben 4 roghi autorizzati nei quartieri, 2 falò anche a Carmignano di Brenta, Brusa la Vece in piazza anche a Villanova di Campo San Piero e Bagnoli di Sopra. Nel Trevigiano panevin confermati invece ad Arcade, San Biagio di Callalta, Carbonera e Ponzano, per citarne alcuni. Lega Ambiente chiede ai sindaci maggiore sensibilità e che non si applichino deroghe ai regolamenti. Non dipende solo dai comuni capoluogo la qualità dell'aria, dipende molto da tutti i comuni della pianura e quindi chiediamo che le ordinanze che già esistono vengano rispettate, che si sappia separare tra l'emergenza nel periodo di massima allerta per la qualità dell'aria, che è quello invernale, che è quello delle festività, in cui bisogna mettere in campo azioni che vanno oltre quelle che sono le semplici scelte dell'amministratore rispetto ai blocchi del traffico o ai suggerimenti sulla temperatura degli impianti di riscaldamento, e che invece si mettono in campo scelte coraggiose come il blocco totale di questi falò in questo periodo, perché in questo periodo c'è l'emergenza smog. L'appello degli ambientalisti infine è rivolto anche alla Regione, che faccia da coordinatore con regole più stringenti. Devono esserci atti coraggiosi e la Regione può essere protagonista prendendo in mano il coordinamento anche con indicazioni tipo, quindi con ordinanze tipo che poi i comuni debbano mettere in pratica in maniera più restrittiva e non come fanno oggi, prendendo le indicazioni e poi ponendo deroghe su molte questioni.